E tu la conosci la storia delle donne di Spezia che rubavano le granaglie dopo lo scarico nel porto di La Spezia? Segui tutto il video che te la racconto. La mesciua è di base una zuppa molto semplice, molto popolare. Veniva fatta soprattutto nella zona di La Spezia, perché nel porto di La Spezia arrivavano le granaglie e le donne di La Spezia, le spezzine, arrivavano alla fine dello scarico e raccoglievano le granaglie, il farro, cereali, i legumi e andavano a fare questa zuppa. Naturalmente tutti i legumi hanno un tempo diverso di cottura. Arrivati ad un certo punto vengono tutti uniti in una pentola con i cereali, con l'orzo e con il farro e viene fatta finire la cottura andando ad aggiungere a filo il nostro olio Riviera Ligure DOP. Queste sono ricette che devono cuocere piano piano, devono sobbollire con tanta calma. Mesciua, sì, mischione è brutto dirlo, però è così, un mischione di ingredienti comunque strutturati. Ci sono i legumi, ci sono i fagioli, ci sono i ceci, i cereali. È una zuppa molto sostanziosa. Basta solo un po' di pepe e il nostro olio extravergine d'oliva, Riviera Ligure DOP. E se vuoi essere sicuro di utilizzare un olio DOP, cerca sempre il collarino giallo.